Buon pomeriggio a tutti, mi presento, sono Stefano Miotto, direttore generale di Confindustria Veneto SIAV e presento anche le persone che vedete a video. Alla mia destra Gabriella Bettiol, manager di SIAV dell'area Factory of Knowledge e Massimo Sabatini, direttore generale di Fondirigenti. Ciao Massimo, buon pomeriggio. Allora vi racconto, vi faccio una breve introduzione per raccontarvi come abbiamo deciso, come siamo arrivati a fare questo seminario. Questo seminario si inquadra nel nostro progetto che abbiamo chiamato i 100 luoghi di Industria 4.0, che poi è diventato un progetto nazionale di Confindustria con il nome di Fabbrica Vetrina. L'obiettivo di questo progetto sostanzialmente è abbastanza semplice, è quello di mappare dei casi eccellenti in ambito 4.0, quindi mappare delle aziende, non delle grandi aziende, parliamo di aziende, diciamo, le tipiche aziende del nostro tessuto produttivo. Quindi andare a vedere questi casi, andare a raccontarli e mapparli in un sito che appunto è dedicato a questo, il nostro sito poi anche quello di Confindustria Nazionale, ma poi soprattutto dopo questo abbiamo cominciato a fare un roadshow presso le aziende, perché la condizione per poter aderire a questo progetto è per gli imprenditori è di aprire le porte delle loro aziende agli altri imprenditori, a stakeholder, a tutte le persone che possono essere interessate a comprendere come stanno avvenendo queste trasformazioni. Abbiamo iniziato questo roadshow in presenza ancora nel 2019, 5 appuntamenti, e dopo ci è toccato proseguire invece in un altro modo. Ovviamente questo da un lato è stato più è meno coinvolgente, inevitabile, però dall'altro devo dire che ci ha consentito di raggiungere molte persone e imprese, anche non soltanto dalla nostra regione. Infatti anche oggi abbiamo superato, come quasi ogni evento di questa serie, le 100 adesioni, e ringrazio anche i colleghi dei Digital Innovation Hub di Confindustria di tutte le regioni che veicolano questa iniziativa. Ecco, di solito il format che abbiamo adottato online è quello sostanzialmente di raccogliere, fare una visita virtuale dell'azienda, intervistando l'azienda e le principali funzioni aziendali e cercando di comprendere quali sono le innovazioni digitali e soprattutto che cosa hanno comportato queste innovazioni sul percorso di cambiamento dell'azienda. Oggi invece è un appuntamento un po' diverso, un po' particolare e anche per questo è qui con noi Massimo, ci fa molto piacere che sia qui, perché a fronte di tutti questi dati, di tutti questi casi, di tutte queste informazioni, con il supporto di Fondirigenti e delle azioni strategiche di Fondirigenti abbiamo pensato e qui ringrazio anche Gabriella Bettiol che ha coordinato questa ricerca, abbiamo pensato di raccogliere tutte queste informazioni in una ricerca ed è proprio di questo che parleremo oggi. Quindi da un lato abbiamo l'obiettivo di raccontare questa ricerca, ma come sempre la ricerca ha molti casi aziendali e poi anche dei buoni consigli, dei paradigmi manageriali che abbiamo visto ricorrenti in questi casi di fabbriche vetrina. E quindi proprio per raccontare questi casi, e sempre con lo stesso stile che adottiamo sempre, abbiamo pensato ovviamente di rivolgerci ad alcune aziende, e in particolare avremo Caseificio Elda, Cantina Produttori di Valdobbiadene e Baxi, che interverranno dopo attraverso le voci di manager e imprenditori e ci racconteranno un po' che cosa è avvenuto nella loro azienda e quali sono stati sostanzialmente i loro cambiamenti. Quindi avremo 3 visite in una, insomma abbiamo un programma molto ricco. Chiudo dicendo che tutto questo roadshow virtuale trova anche il sostegno di Unicredit. Dopo avremo un intervento di Zeno Rotondi, esperto di Unicredit, sempre che inquadrerà un po' il tema in particolare della robotica, gli investimenti in robotica e l'andamento del mercato della robotica, quindi insomma il menù è particolarmente ricco. Quindi vi ho raccontato cosa succederà. È importantissimo, chiuderà poi l'evento il presidente Marchesini, che devo dire con grande piacere ci ha sempre accompagnato in tutto il nostro roadshow e quindi lo ringrazio anticipatamente. Mi taccio subito, cominciamo direi i lavori e do la parola a Massimo Sabatini. Grazie Massimo, e Massimo ovviamente inquadrerà un po' cosa fa Fondirigenti e anche le azioni strategiche da cui nasce anche questa ricerca. Grazie Massimo. Grazie a Stefano, grazie a Gabriella e a Confindustria Veneto SIAV per aver organizzato questa giornata e
e per averci ovviamente invitato. Io apro volentieri i lavori di questa giornata in qualità di committente, in un certo senso, di questa ricerca-azione che SIAV ha realizzato. E lo faccio approfittando di questa occasione per dire due parole su Fondirigenti e su cosa fa e sul perché ha deciso di finanziare questa iniziativa e realizzare, insomma, in qualità di partner questo progetto assieme a SIAV. Fondirigenti è un fondo interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti, è promosso insieme da Confindustria e da Federmanager e in estrema sintesi amministra per conto delle imprese aderenti le risorse dello 030 che, come sapete, sono accantonate ogni mese sul monte salari di ciascun dirigente che è impiegato nelle nostre imprese. L'adesione a Fondirigenti è gratuita e permette, questo lo voglio dire, è importante, in tempi rapidissimi e soprattutto in tempi certi, di accedere a queste risorse, ma non solo, anche a quelle degli avvisi che noi periodicamente mettiamo a disposizione di tutte quante le imprese aderenti e che soprattutto permettono a quelle più piccole di accedere a, a importi per la formazione anche superiori a quelli a cui potrebbero accedere sulla base solo delle risorse che accantonano. Dunque anche uno strumento di crescita dimensionale e di crescita tout court delle imprese. L'unico vincolo è, lo ripeto, l'adesione è gratuita, l'unico vincolo è avere un dirigente inquadrato come dirigente. Il grosso della nostra attività, per le cose che dicevo, quindi è la promozione diretta di formazione manageriale nelle imprese, però noi abbiamo anche un'ambizione ulteriore, che è quella di contribuire anche alla crescita manageriale delle nostre imprese. E come facciamo? Lo facciamo attraverso questo strumento che Stefano ricordava, promuovendo delle azioni che per noi sono propedeutiche, appunto, quindi ci servono per fare meglio la formazione, che si chiamano iniziative strategiche, che appunto come quella che presentiamo oggi. Che cosa fanno le iniziative strategiche? Ci permettono di indagare le competenze manageriali che servono per governare fenomeni complessi come quelli che le nostre imprese devono affrontare, come ad esempio quello della digitalizzazione dei processi produttivi. Non soltanto grazie a queste iniziative strategiche cerchiamo di saperne di più di questi fenomeni, ma soprattutto cerchiamo di sintetizzarli in modelli. In questo di SIAV ce n'è uno molto bello, sono i 7 paradigmi manageriali che sono contenuti nell'ebook, che è stato uno dei prodotti realizzati nell'iniziativa. E insomma, questi modelli diventano patrimonio diffuso di tutte quante le imprese e di tutti i manager che che fanno parte delle imprese aderenti. Prima Stefano diceva, attraverso questa iniziativa si aprono le porte delle imprese. Ecco, noi non soltanto favoriamo questa apertura delle porte, ma facciamo anche in modo che ci sia del buono da imparare in questa apertura, e ce n'è veramente molto. È uno sforzo che alimentiamo continuamente e che proprio ieri si è arricchito anche di uno spazio in più, che è la Open Innovation Library, in sintesi la OIL, in cui tutti quanti i materiali che grazie al lavoro delle associazioni di Confindustria e Federmanager sul territorio, delle imprese, ma anche di tanti addetti ai lavori, tutti i materiali che vengono prodotti vengono raccolti in questa libreria virtuale, in questa biblioteca virtuale, e sono a disposizione degli addetti ai lavori, degli enti di formazione, delle associazioni, ma soprattutto a disposizione delle imprese e dei loro dirigenti. Quindi facciamo cultura manageriale attraverso queste iniziative e soprattutto cerchiamo di sfruttarne i risultati per arricchire e per mirare ancora meglio l'attività core
che è quella da dove siamo partiti, e cioè la formazione manageriale. È stato così anche per l'ultimo avviso di Fondirigenti, l'avviso 2-2021, che abbiamo chiuso proprio in questi giorni, e che per la prima volta ha sperimentato la possibilità di finanziare anche progetti formativi aggregati delle imprese. Quindi diciamo le imprese non soltanto collaborano tra di loro per realizzare attività, ma anche per fare la stessa attività formativa. Lo abbiamo testato su 4 filiere, quella della moda, quella dell'automotive, quella del legno, dell'arredo e del turismo, e stiamo ragionando se questo modello, se questo metodo potrà essere applicato anche in futuro. Su che cosa lo abbiamo fatto? Beh, lo abbiamo promosso su alcune grandi tematiche: la sostenibilità, il lavoro agile, la riorganizzazione della supply chain e appunto il tema della digitalizzazione. E quindi diciamo, che cos'è che abbiamo fatto? Tutti questi fenomeni nei mesi scorsi, negli anni scorsi, sono stati approfonditi grazie a iniziative strategiche come quella di oggi, e trovano poi negli avvisi che noi pubblichiamo diciamo, corrispondenza rispetto alle azioni che possono essere realizzate. Insomma, quello che cerchiamo di fare attraverso queste iniziative è ascoltare il territorio, analizzare i fenomeni, individuare le competenze che servono o aiutano a governarli, provare a tirarne fuori un modello e mettere a disposizione di tutte quante le imprese aderenti i risultati, affinché questi possano essere l'oggetto della loro formazione, che noi saremo pronti a finanziare. È un modello circolare che applichiamo a tutte le nostre 14.000 imprese aderenti, e speriamo anche a nuove imprese aderenti, e per questo, diciamo così, mi rivolgo a tutte le imprese che sono oggi collegate, per dare a tutti quanti la possibilità di informarsi anche tramite le strutture di Confindustria, naturalmente, sulle opportunità che Fondirigenti offre, e quindi in questo modo diamo il nostro piccolo, ma speriamo anche un po' più grande, contributo appunto alla crescita di una moderna cultura manageriale. Insomma, grazie a Stefano e a Gabriella, buon lavoro, e naturalmente seguiremo con grande attenzione i vostri lavori come sempre. A presto. Grazie mille Massimo, e grazie a te per questo intervento, e anche secondo me è molto ben chiarito l'importanza, la strategicità di queste azioni, perché effettivamente anche per noi sono un'occasione estremamente importante per poter razionalizzare tutto quello che stiamo vedendo. Noi siamo un po' un osservatorio, no, applicato su quello che sta succedendo, quindi poter razionalizzare, avere delle letture trasversali e, come dicevi te, metterle a disposizione di imprese e manager, è un po' l'obiettivo che ci poniamo anche noi, ed è un obiettivo che serve anche a noi per capire molte cose. Quindi davvero sottolineo l'importanza di queste azioni che sostenete, e grazie ancora. Allora, il secondo intervento, dicevo appunto del sostegno a questa iniziativa da parte di Unicredit, e appunto il secondo intervento è proprio di Unicredit. Zaino Rotondi è un industry expert di Unicredit, e ha sostanzialmente, ci racconta adesso rapidamente un po' i risultati di una survey che ha realizzato, e focalizzata su una delle tecnologie più importanti sostanzialmente di questa trasformazione digitale, che è la robotica. Allora le passo la parola, la ringrazio ovviamente per la partecipazione, e prego. Buongiorno a tutti. Partiamo innanzitutto dai dati congiunturali. Grazie, ecco, queste sono le slide, la prima slide. Partiamo, come dicevo, dai dati congiunturali. Come potete vedere dal grafico riportato, l'impatto dello shock Covid-19 sul fatturato del settore della meccanica strumentale è stato elevato, pari al 13% nel 2020 contro un 12% della manifattura. Tuttavia, dal confronto di questa crisi del 2020 con quella del 2009, la crisi dei subprime, quella globale finanziaria, emergono due elementi positivi che a nostro avviso inducono a essere ottimisti. Allora, primo, l'impatto è stato meno violento di quello registrato nel 2009, dove il calo del fatturato della meccanica strumentale è risultato pari al 26%.
L'altro elemento positivo è la dinamica del recupero rispetto alla crisi precedente. Secondo le nostre previsioni, e potete vederle qui riportate nel grafico, l'outlook per il biennio 2021-2022 dovrebbe essere positivo, con un tasso di crescita annuo previsto del 13%, quindi con un recupero del fatturato perso in tempi relativamente più rapidi rispetto alla crisi precedente. Passiamo adesso alla slide successiva, andiamo a vedere quali saranno i driver di questa crescita, di questa ripresa nel corso appunto del 2022. Allora, innanzitutto prevediamo una crescita della domanda abbastanza sostenuta, con una crescita annua del 6% della domanda mondiale di macchine rivolta all'Italia. Questa crescita sarà trainata innanzitutto dalla transizione digitale, dalla transizione ecologica e un'altra importante market driver sarà la domanda delle economie emergenti. Riguardo quest'ultima ci sarà il recupero che è già avvenuto, diciamo, della Cina, con uno dei maggiori mercati esteri ovviamente di sbocco della meccanica strumentale, e ci sarà anche una domanda crescente delle aree con maggiore potenziale come le economie emergenti dell'Asia, dell'Europa dell'Est e dell'America del Sud. Riguardo alla sostenibilità ambientale e rinnovo del parco macchine, ci sarà una crescente domanda di macchine che consentono di ridurre i costi attraverso un minor fabbisogno di energia e i lubrificanti, e soprattutto caratterizzate da intervalli più ampi tra i diversi cicli di manutenzione. E infine ci sarà una forte richiesta di sistemi robotizzati e modulari in grado di adattarsi a ordini diversi, ovvero macchine con elevata personalizzazione e originalità. Riguardo questo aspetto ultimo, andiamo ad approfondire la tematica appunto della digitalizzazione. Allora, come abbiamo visto nell'outlook nelle slide precedenti, l'outlook del settore è positivo, ma per riuscire ad approfittare appunto di questi trend favorevoli di mercato, le imprese dovranno saper gestire le sfide da affrontare. La prima priorità strategica sarà appunto la digitalizzazione. Il trend della digitalizzazione e automazione dei processi produttivi, già in essere prima del Covid, è stato ulteriormente rafforzato dalle misure di distanziamento sociale durante la pandemia. Inoltre la digitalizzazione consentirà un ulteriore cambiamento anche nei modelli di business, sempre più orientati alla servitizzazione, attraverso appunto il cosiddetto predictive maintenance, ovvero la standardizzazione e automazione dei servizi di manutenzione post vendita, per intervenire appunto preventivamente e ridurre i fermi di produzione. Passando adesso alla slide successiva, possiamo vedere come appunto la robotica sia un fattore chiave della produttività di Industria 4.0. A livello mondiale il mercato della robotica industriale ha una dimensione di con un fatturato di 12 miliardi di euro, e la manipolazione e la saldatura sono le aree applicative predominanti. Andiamo a vedere nella slide successiva qual è l'outlook di mercato del settore della robotica industriale. Come vedete è previsto un forte sviluppo con un tasso di crescita fino al 2023 del 12% annuo. In Italia è previsto un tasso di crescita superiore, anche se intorno al 15%, anche se lo shock del Covid ha avuto un impatto negativo sul nostro mercato, con un calo del 19%. Comunque la dinamica sarà superiore a quella a livello mondiale, e possiamo vedere nella slide successiva qual è il posizionamento poi del nostro paese in questo mercato. L'Italia vanta una posizione di leadership, è il terzo esportatore a livello mondiale ed è il sesto mercato di sbocco a livello mondiale sempre. Nel corso del 2020 gli ultimi dati aggiornati sull'export ci indicano che c'è stata una tenuta delle quote di mercato, non è scesa di classifica, siamo sempre il terzo paese dietro Giappone e Germania, anche se la quota di mercato è lievemente scesa dall'8,2 al 6,8%. Il settore della robotica ha una dimensione internazionale in Italia, con i più importanti player italiani che vantano una significativa presenza nei mercati esteri, e
ci sono anche ovviamente le filiali dei gruppi stranieri in Italia che ricoprono un ruolo di rilievo sul mercato domestico. In Italia la produzione robot è affidata a pochi player, mentre il ruolo degli integratori di robotica risulta particolarmente rilevante per il naturale orientamento dell'offerta verso le PMI. Andiamo adesso alla slide successiva e conclusiva, conclusiva, dove vediamo che l'Italia, forse questi sono dati poco noti, comunque l'Italia è il 10° paese a livello mondiale per densità di robot per occupati. Questo è un dato molto importante e tra l'altro siamo a ridosso di colossi come Stati Uniti e Cina. L'offerta, i principali settori di sbocco sono, nel nostro caso, nel nostro mercato domestico, sono l'automotive e i prodotti elettrici ed elettronici. L'offerta destinata alla grande industria, in particolare quella automobilistica, è caratterizzata da processi di automazione rigidi e da necessità strutturali e ingegneristiche di livello elevato. La capacità di offerta verso il settore auto è limitata a pochi operatori, per questa ragione, dotati di strutture e dimensioni sufficienti, che realizzano la maggior parte del loro fatturato nella vendita diretta di sistemi di robotica alla grande industria. Io mi fermo qui e rimango a vostra disposizione ovviamente per qualsiasi domanda. Grazie. Grazie mille, dottore. Come sempre sono degli affondi molto interessanti. Io ovviamente informo tutti i partecipanti che poi riceveranno il link con i materiali e anche la registrazione dell'evento, perché penso che alcune di queste statistiche sono un po' sorprendenti, nel senso che siamo messi piuttosto bene, mi sembra, anche delle prospettive, non solo dal punto di vista del posizionamento attuale. Grazie mille, allora ai prossimi appuntamenti. Bene, allora è il momento di raccontare, di scorrere velocemente assieme a Gabriella Vettiol questo prodotto, che è un prodotto, è stato divertente. Ieri mi hanno chiesto di mandare un abstract, e in realtà un vero abstract non c'è, perché noi non l'abbiamo pubblicato, e di fatto Massimo Sabatini lo chiamava ebook, Gabriella lo chiama libro elettrico, lo chiamiamo come vogliamo, ma insomma il tema è che questo sostanzialmente lo chiamerei un repository di conoscenze, di esempi, di applicazioni che noi stiamo già usando e usiamo spesso anche in diversi seminari, in diversi momenti di approfondimento. Se vogliamo raccontare che cosa sta succedendo, non di nuovo in grandissime aziende o in grandi trend mondiali, ma quello che stanno realmente percorrendo le aziende con cui abbiamo giornalmente a che fare, e noi usiamo questo e ci troviamo piuttosto bene. Io vi racconto velocemente, ma molto velocemente, come è stato strutturato, e poi invece volevo che Gabriella, che ha curato tutta la composizione di questo prodotto assieme allo staff di Confindustria Veneto, SIAV, ci racconti un po', si soffermi sui paradigmi manageriali, che sono un po' le lezioni che abbiamo imparato andando a leggere trasversalmente questi casi. Beh, le sezioni, come vedete, sono 3, sono molto semplici. Una riguarda le metodologie che sono state adottate, e qua facciamo presto, nel senso che le metodologie riguardano sostanzialmente delle metodologie che vengono spiegate e che sono state percorse da Confindustria Veneto SIAV soprattutto in progetti europei, e quindi abbiamo, è un po' la nostra strategia, quella di andare a vedere cosa succede nei paesi, diciamo, più avanzati d'Europa, e poi provare a trasportare. Questa è una metodologia che abbiamo proprio impostato in un progetto europeo, e questa è un'altra metodologia che stiamo seguendo in questo progetto, cioè come si fa in qualche modo a organizzare una visita alla fabbrica veterinaria, che richiede in realtà un certo impegno, perché bisogna andare, diciamo, entrare molto conoscere bene cos'è l'azienda, quali sono i piani, insomma, preparare bene l'intervento. I casi sono 25 e sono organizzati in questo modo. Sostanzialmente ogni caso, ne prendiamo uno giusto perché così vedete che poi potete scorrere tutti i casi, è stato sviluppato secondo, diciamo, uno schema che viene ripetuto poi nei vari casi. Prendiamo Sariv, che è una delle aziende che ha anche ospitato il roadshow. Sostanzialmente si racconta che cosa fa l'azienda, quali sono le principali caratteristiche dell'innovazione, l'impatto sul business model e poi le competenze che vengono poi rilette nell'altra sezione.
Quello che volevo evidenziare è sostanzialmente che in questi, nel raccontare sostanzialmente le soluzioni tecnologiche e tutto quello sostanzialmente, tutto quello che è la storia dell'azienda, le implicazioni organizzative, quello che si fa, e lo vedete qui, l'abbiamo arricchito con molti materiali multimediali e la cosa che trasversalmente ci ha anche, tra virgolette, colpito è che queste aziende, che come un po' tutte le nostre aziende sono B2B e quindi di fatto non tutte avevano, vorrei dire, l'abitudine di raccontarsi in un certo modo, stiamo vedendo che invece questa cosa qui sta cambiando, andando a raccogliere sia con il loro aiuto ma anche soltanto andando su YouTube e cercando i materiali video, abbiamo trovato moltissimi materiali, moltissimi racconti. Quindi qui troverete sostanzialmente per ogni azienda molte immagini e molte applicazioni del 4.0, tipo questa che stiamo vedendo adesso, dicevo, un'azienda che abbiamo visitato fisicamente nel 2019, Sarib, che produce rivetti, ma che, guardate la produzione, questa è un'azienda in produzione, ma non ci sono persone a bordo macchina, perché ovviamente ha attuato una tale automazione che riesce con il codice, col QR code, a ritracciare il singolo rivetto. Questo ha portato ovviamente a un cambiamento del modello di business, andando a occupare dei mercati che viceversa non avrebbe potuto occupare. O ancora, beh, insomma, ce ne sono così tante. Tra queste troveremo le 3 aziende di oggi che ci racconteranno sostanzialmente il loro caso, andando a focalizzarci sui singoli casi. Ecco, questo sostanzialmente è come abbiamo impostato il nostro sito. Io chiederei a Gabriella appunto di invece soffermarci un po' di più, anche perché è un po' più difficile, almeno da comprendere, sul tema dei paradigmi manageriali e quindi io entro e giro sostanzialmente navigo sul sito. Grazie Stefano, grazie ovviamente a Fondi Rigenti che ci ha permesso di fare questo studio in profondità e poi di leggere trasversalmente cosa succedeva in queste 25 aziende che però, ripeto, secondo noi sono piuttosto rappresentative di quello che è il nostro sistema industriale, perché su 25 avevamo 12 metalmeccaniche prevalentemente B2B, dell'agroalimentare, refrigerazione, energia, eccetera. Il sistema di rilevazione, ve l'ha già detto un po' il Stefano Miotto, nel senso che abbiamo guardato a 4 variabili, quello che era il sistema del prodotto dell'azienda, quali erano le soluzioni tecnologiche sulle quali avevano investito. Ecco, sottolineo questo discorso dell'investimento perché vedremo che è la grande sorpresa che noi abbiamo trovato anche da un punto di vista proprio delle capacità proprio manageriali, imprenditoriali e manageriali più rilevanti di questa analisi. E poi abbiamo guardato come queste soluzioni tecnologiche però andavano a impattare sulla revisione del business model, perché non basta innovare, poi si sa che molti fattori devono essere rivisti e soprattutto anche quelle che erano le revisioni di tipo organizzativo. Fatte le 25 schede che ci hanno insegnato molto, abbiamo provato a fare una lettura trasversale su un quadro sinottico che metteva insieme e che ci permetteva di leggere quali erano le evidenze e le intensità, soprattutto le intensità sulle tipologie di innovazione o diciamo quelli che erano i maggiori risvolti sul cambiamento del business model, quali erano poi le revisioni sulla struttura delle risorse umane e infine, appunto, che penso che proprio è il focus del principale di oggi, quali variabili imprenditoriali e manageriali emergevano con evidenza da queste analisi. E quindi tutti i casi avete visto, potete vederli nella prima parte. Nell'ultima parte voi troverete invece appunto questa sessione in cui noi abbiamo cercato di riaggregare le evidenze che abbiamo trovato azienda per azienda su 7 box. 4 box che riguardano l'innovazione, e 3 box che riguardano la sostenibilità. Attenzione perché la sostenibilità in questo caso non va letta come la sostenibilità ambientale,
ma riguarda la sostenibilità nel mantenimento e crescita in crisi nel tempo delle soluzioni di innovazione e investimento che le aziende hanno fatto, nel senso che noi abbiamo presente alcuni casi di aziende che hanno sì innovato, però poi non sono riuscite a, diciamo, a portare al valore desiderato e quindi diciamo proprio fare quella trasformazione necessaria dell'azienda per portare a valore l'innovazione fatta. Queste aziende invece siamo stati, non so se siamo fortunati o cosa, invece ci hanno insegnato che sono, diciamo, insistendo per anni, sono percorsi che sono durati anni, quindi da 10-12 anni, insomma, questo percorso di trasformazione, sono riusciti a portarli a valore, e questo proprio ci ha dato molto, diciamo, molta positività anche nel vedere che forse avevamo un campione di aziende un po' antesignane rispetto a quello che serve attualmente, nel senso che sappiamo tutti che ormai serve appunto riuscire ad accompagnare quelle che sono le trasformazioni industriali. E tra queste variabili appunto abbiamo visto appunto questa capacità ovviamente di avere una visione strategica, e però questa visione strategica deve essere accompagnata poi dal terzo box, nella capacità poi di rischiare e di fare investimenti. Allora, questi sono quasi tutte aziende, quindi imprenditori e manager, che, lo dico in parole semplici, hanno preso un grande spauracchio dalla crisi del 2009, che poi è arrivata proprio in maniera, diciamo, compiuta nelle nostre aziende verso il 2011, hanno capito che non potevano restare ferme, anche perché appunto l'innovazione tecnologica permetteva di fare dei salti in avanti. I salti in avanti nell'innovazione l'hanno fatto soprattutto implementando innovazione, prima di tutto sui processi, perché avevano quelle che conoscevano meglio, no? Anche perché erano aziende che avevano molto spinto sul mettere a posto i fattori produttivi attraverso tutto il layout produttivo attraverso la Lean, e si sentivano di fare il passaggio includendo appunto tecnologia innovativa, soprattutto riferita a 4.0. Però attenzione, che questi non hanno aspettato che ci fosse la legge Calenda, cioè quasi tutti gli imprenditori, i manager di queste aziende hanno tirato, noi diciamo in dialetto, hanno tirato fuori i scheri, cioè hanno investito sull'azienda e diciamo sono riusciti poi non soltanto a inserire e quindi a ottimizzare e portare a valore l'innovazione fatta sui processi, ma hanno cominciato anche a capire che le tecnologie permettevano di innovare il prodotto. Ecco qui, per esempio, vediamo il primo, no? Toccherò soltanto 3 punti. Per esempio, Imesa ha cominciato appunto a fare innovazione tecnologica sul processo, ma adesso sono arrivati in pochi anni, no? In 3 anni da quando è cominciato questo processo, a immettersi proprio nel percorso della servitizzazione, nel senso che loro fanno le grandi macchine industriali per le lavatrici industriali, ma anche le asciugatrici e le asciugatrici e le stiratrici, e adesso appunto non sanno più vendendo il prodotto, ma stanno facendo tutto quel processo di noleggio e di manutenzione a distanza, eccetera. Come l'hanno fatto? Non l'hanno fatto da soli, nel senso che per fare questi passaggi, essendo quasi tutte medie o piccole aziende, hanno bisogno di inserirsi con i sistemi, con l'ecosistema di innovazione e soprattutto la relazione con l'università e i centri di ricerca. Ecco che qui viene fuori un'altra competenza manageriale, che è quella di sapersi relazionare, di saper chiedere, di saper appunto inserire anche nell'azienda competenze che non sono soliti avere dentro all'azienda. Tant'è che alcuni che cosa hanno fatto?
non avendo poi quella capacità di avere una funzione di ricerca e sviluppo interna, che sappiamo benissimo che molte aziende nostre non ce l'hanno, hanno adottato, quindi hanno comprato o hanno inserito a fianco della propria azienda degli start-up o degli spin-off che appunto possono lavorare per l'azienda stessa oppure anche diciamo produrre poi valore aggiunto rispetto nell'offrire servizi. Hanno investito, l'ho già letto, e quindi grande capacità di rischio e di investimento proprio. È chiaro che poi quando è arrivato Calenda il credito d'imposta sono andati a nozze e quindi hanno accelerato ancora di più quello che era la loro propensione, no, all'innovazione. Dicevo però che questo tipo di vantaggio competitivo bisogna mantenerlo nel tempo. Allora, le 3 ultimi box sono proprio nella capacità di riposizionarsi, no? Anche dal punto di vista del mercato, di sviluppare le connessioni esterne, ma abbiamo fatto il caso di prima, e soprattutto, eccolo qua, questa è un po' la novità, diventare attrattivi. Cosa vuol dire diventare attrattivi? Diventare attrattivi vuol dire rivedere lo spazio, il luogo, lo spazio e quasi l'architettura dell'azienda. Abbiamo per esempio non solo Galdi, che è diventato un caso diffusissimo perché accanto all'impresa di diffusione, di produzione, ha fatto questo spazio che si chiama Galdi Village, in cui non c'è niente di produzione, ma è tutto uno spazio dedicato al networking, alla ricerca, all'ideazione di nuovi prodotti, e quindi ovviamente sono spazi dove i giovani e i giovani talenti diciamo vanno volentieri. Un'altra cosa aiuta via quello delle cabine, Italcab, che fa un prodotto che sembra una roba diciamo di altri tempi, che sono le cabine per i trattori. Ecco, lavorando insieme a Bosch, invece loro hanno imparato l'estetica, a lavorare sull'estetica del prodotto, e la loro azienda contempla un parco fatto da un architetto che ha all'esterno diciamo delle sezioni proprio che contemplano statue e opere d'arte. Quindi ecco, queste io non so se ho sintetizzato, cioè non sono andata nei dettagli di che cosa bisogna saper fare per innovare, ma ho cercato di portarvi dei casi concreti in cui appunto dall'innovazione bisogna arrivare appunto a essere capaci di sostenere l'innovazione attraverso diciamo anche il riposizionamento dell'azienda sui mercati e rispetto anche ai provider di conoscenza, e soprattutto per guardare il futuro bisogna diventare attrattivi. Questo penso che sia il messaggio che abbiamo imparato da questa ricerca, e poi diciamo ci sono tante sfumature che però troverete tutte le cose. Ecco, l'ultima cosa è che per fare questo abbiamo cercato di imparare molto dall'empiria, ma quindi dalle testimonianze concrete dell'azienda, però poi di fare un mix anche con la letteratura scientifica e soprattutto quella dell'innovazione che proviene soprattutto dal sapere ingegneristico, e quella manageriale che perviene più dalla parte economica, e quindi grande supporto degli studi dell'Università di Padova e di Ca' Foscari. Io mi fermerei Benissimo, qui. grazie Gabriella, mi sembra che hai dato hai tracciato un affresco, no? di quello che abbiamo visto. È una trasformazione che sta andando molto veloce. La cosa che colpisce, a me molto colpito, è come di fatto sia digitalizzazione sia sostenibilità alla fine siano dei trend che a volte parti non sai esattamente dove finisci, ma la certezza è che sono condizioni indispensabili per cambiare anche il modello di business. Se vuoi servitizzazione non hai dati, non puoi fare servitizzazione, quindi è quello che vediamo qui,
è che appunto gli investimenti partono da lontano con rischio e poi arrivano, no? Arrivano a un certo punto a cambiare il posizionamento aziendale. Ed è questo un po', ed è questo quello che sentiremo anche adesso, perché adesso entriamo proprio nel vivo dei racconti aziendali, dei 3 racconti che vi dicevo, e sono 3 aziende diverse, 2 sono del settore alimentare, una invece produce caldaie, hanno dimensioni diverse e hanno storie un po' diverse. Allora, cominciamo dalla prima. La prima è il caseificio Elda, produttore di ricotta per uso industriale. La cosa che colpisce qui è che questa azienda sostanzialmente ha sempre investito, ma vorrei dire dalla sua nascita, in innovazione. Questo fatto le ha consentito di poter diversificare i prodotti e questo fatto qui gli ha ulteriormente consentito di non solo prendere certi mercati che non avrebbero potuto prendere diversamente senza tutta quella innovazione e poi addirittura a conclusione di tutto arrivare proprio a marchio proprio. Non su tutto, ma iniziare con un nuovo, diciamo, ad aprire un nuovo mercato con marchio proprio. Tutte insomma condizioni abilitanti per. La persona che intervisto, e sarà un'intervista registrata perché oggi non poteva essere qui, ma la ringrazio perché è sempre, siamo sempre diciamo, in contatto ed è sempre un piacere poter andare a visitare quell'azienda e parlare con Eleonora Zerbato, è la presidente del caseificio Elda, quindi chiederei cortesemente che venga messa in onda. Andiamo in un bellissimo luogo sopra Verona, sopra Soave, quindi nelle colline veronesi, e andiamo al caseificio Elda, e qui abbiamo Eleonora Zerbato, che è presidente di caseificio Elda. Perché abbiamo voluto raccontare questo caso? Perché qui stiamo parlando di una piccola azienda che ha sempre investito moltissimo in innovazione e è una tipica azienda B2B, ma che è riuscita ad arrivare progressivamente fino anche al canale B2C. Quindi è un caso estremamente interessante di modello di business. Allora, io non voglio anticipare troppe cose e invece vorrei sentire anzitutto che ci racconti la storia dell'azienda, che cosa fa, direttamente dalla presidente Eleonora Zerbato, che ringrazio molto. Allora, chi è il caseificio Elda, quando nasce, che cosa fa? Grazie Stefano. Caseificio Elda nasce da una tradizione del nonno e del papà prima nel mondo del latte, ma per accorciare poi e arrivare comunque a quella che è stata un po' l'evoluzione della nostra, mia e dei miei fratelli, è la trasformazione che abbiamo avuto 32 anni fa per l'esattezza, perché questo cambio di uso di materia prima l'abbiamo avuto nel 90. E questo, cioè dalla trasformazione del latte alla trasformazione del siero, l'abbiamo creata o l'abbiamo fatta per una necessità, perché non trovavamo in quel momento una nostra dimensione. Ci siamo inventati un mestiere, perché questo è quello che abbiamo fatto. Noi produciamo ricotta da 32 anni, la producevano anche allora in tanti, ma era vista sempre come una parte residuale delle lavorazioni del latte, cioè fatto il formaggio poi si trasformava in ricotta e un po' tutti i caseifici facevano questa parte. Beh, noi, visto che avevamo deciso di lasciare il mondo del latte, abbiamo deciso di specializzarci in questo, quindi è stata così, non so se per incoscienza o cosa, abbiamo iniziato questa avventura, ecco, in 3 fratelli, sono io, Roberta e Luca, e abbiamo portato avanti questa cosa. Cosa è avvenuto? Noi abbiamo proposto in quel momento, ci siamo proposti perché come monoprodotto non era così semplice fare un mercato. Quindi la prima porta a cui abbiamo bussato, le prime porte, è che guardandoci in giro noi avevamo vicino insomma le più belle e le più grandi industrie del mondo della preparazione della pasta, dei ripieni. Rana e PAF di allora. Poi PAF per varie vicissitudini è sparita, però vabbè, però comunque Rana e PAF erano i più grandi produttori di pasta ripiena. Con loro abbiamo cominciato a produrre ricotta industriale e
da loro abbiamo appreso quelle che potevano essere la necessità di avere delle specifiche di prodotto, quindi non più vendendo ricotta solo come gli altri, ma incominciando a capire di che cosa si parlava in termini di specifiche chimiche, microbiologiche. E quindi abbiamo acquisito, grazie a queste grandi aziende, delle conoscenze, delle competenze che abbiamo fatto nostre, perché noi eravamo così assetati di conoscenza, eravamo come delle spugne. Quindi questo è durato fino al 2000, vediamo, nel 90, nel 98, e l'ambizione era di arrivare comunque a scaffale e arrivare al consumatore. In quegli anni cominciavano ad esserci le prime richieste delle private label, che prima nate in Inghilterra e poi arrivate comunque anche in Italia. E abbiamo così avuto la possibilità e l'opportunità di presentarci anche alla grande distribuzione, perché se prima non eravamo interessanti perché la distribuzione preferiva avere un interlocutore che avesse un portafoglio prodotti. In questo caso, volendo e avendo la necessità di mettere un marchio sopra ad un prodotto, avevano bisogno di specialisti e quindi si è creata in quel momento l'opportunità per noi di essere lo specialista, perché avevamo qualche argomentazione in più da vendere a livello di specifiche, quindi delle ricette. Infatti, volevo interromperti proprio per chiederti questo. Quindi noi abbiamo visto spesso che la crescita delle aziende nella supply chain B2B e quelle di piccole dimensioni, più che a fonti di conoscenza universitarie o di quel tipo, è molto, molto, molto legata alla grande impresa, no? E quindi anche nel vostro caso il fatto di aver avuto in qualche modo, essere stati costretti, no? Anche a seguire, diciamo, tutta una serie di protocolli e quant'altro, vi ha consentito di fare un salto, diciamo, dal punto di vista del mercato. Quindi venne da noi, abbiamo incominciato a lavorare a dialogare con Parmalat e ci hanno scelto come fornitori, seppur piccolini, però insomma probabilmente qualche cosa in più avevamo da dare loro rispetto ad altre grandi aziende. In quel momento, appunto, loro che uscivano da questa grande cosa di queste morti per botulino, per incominciare le forniture la condizione era che noi avessimo un laboratorio interno in grado di fare analisi in tempo reale sulle materie prime, sui prodotti finiti, sul processo. Parmalat fu un altro grande passaggio per noi, ecco, perché abbiamo fatto nostre quelle che sono le procedure, i modi, i metodi di lavorare e di controllo di una grande azienda. Il laboratorio, se allora avevamo una persona perché ci era stata imposta, oggi, e noi siamo una piccola media azienda, noi siamo in 48 persone, ma 5 sono in laboratorio, per dirvi quanto sia per noi importante quel tipo di area e quel tipo di funzioni. Alcune persone sono dedicate ai controlli rutinari di materie prime, processo, prodotti finiti, ma altri sono dedicati allo sviluppo di prodotti. Ecco, proprio su questo, Leonora, ci dai magari insomma, ci conosciamo da un po' e io ho sempre visto crescere l'azienda, progredire, investire tantissimo in innovazione. Ecco, questo che hai raccontato dal laboratorio, strutturare un laboratorio, a puntare sempre a nuovi, ha portato anche una forte diversificazione dei prodotti. Perché, ecco, volevo che raccontassi un po' tutti i prodotti che dalla ricotta sono arrivati e anche i mercati, perché oltre appunto ad alcuni grandi clienti avete avuto anche uno sviluppo internazionale molto significativo. Sì, oggi noi lavoriamo, vabbè, la ricotta è il nostro, ancora oggi naturalmente, lo zoccolo duro e le maggiori quantità. Lavoriamo per le più belle e quasi, insomma, per la maggior parte della grande distribuzione, dove siamo dietro a tutte alle etichette, ai marchi della distribuzione. Nel preciso momento, cioè Granarolo venne a bussare da noi perché potessimo switchare e intervenire su al posto dell'altro fornitore. E
vennero da noi eravamo pronti perché avevamo comunque già fatto degli investimenti sia a livello di struttura e come dicevi Stefano, noi abbiamo sempre investito molto sulla parte di tecnologia, di infrastruttura, software, hardware, ma proprio di automazione in generale. E quindi l'abbiamo presa anche questa come sfida. Un'altra azienda, un'altra così piccola medaglia che dagli grandi ci viene data, perché comunque loro dovevano dire ed essere chiari con la distribuzione di chi fosse il fornitore che avrebbe sostituito l'Atabrì. Però sapevamo anche che questa opportunità sarebbe stata breve perché ma in un mese e mezzo noi abbiamo aumentato la produzione del 30%, quindi a livello sia tecnico che economico, finanziario, insomma non è stata una cosa da poco, ma eravamo in grado di farlo. Nel momento in cui la cosa finì, dopo 1 anno e mezzo, 2, rimaneva per noi questo buco produttivo, però avevamo fatto crescere le persone, i ragazzi, tra l'altro avevamo in quel momento portato dentro una squadra, un turno di persone giovani, brave, perché istruite dai precedenti, dai, tra virgolette, vecchi, dagli esistenti. E questo sarebbe stato un peccato mortale perdere questo valore. Questo buco produttivo ci ha lasciato lo spazio anche per riflettere e riprendere i nostri progetti. E da lì di diversificare. Quindi abbiamo ripreso quel progetto che avevo dove tutti mi hanno dato della pazza, perché comunque in Italia non c'è questa tradizione. È una tradizione, una cultura di uso e consumo di questo prodotto che è dei paesi del nord Europa. Cioè, l'idea mia, dico, vabbè, se noi riusciamo a produrlo, proveremo non tanto a venderlo in Italia, ma ad esportarlo. In fondo i prodotti all'estero vogliono i prodotti italiani. E questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo lavorato molto per la messa a punto del prodotto, ma non solo. Abbiamo visto quali altri prodotti potessero essere prodotti con le stesse linee, perché questo era il concetto. Sia lo spalmabile sia il mascarpone, che poi abbiamo fatto il mascarpone, sono prodotti che comunque in parti o comunque c'era necessità solo di modifiche marginali a livello impiantistico, erano prodotti producibili sugli stessi impianti, quindi uno sfruttamento anche migliore, con gli stessi processi e con le stesse persone. E così abbiamo fatto. Oggi abbiamo allargato le famiglie di prodotti, non facciamo più solo ricotta, ma facciamo ricotta, spalmabili, creme a base di ricotta e mascarpone. Sono famiglie molto forti, soprattutto per l'estero. Volevo che, eccoci, hai raccontato, ma penso l'hai molto ben rappresentato, questi salti, no, quantici che l'azienda ha fatto anche grazie a delle opportunità, a dei grandi player. E io ricordo che quando venni tanti anni fa da te la prima volta, fui molto colpito dal livello di automazione e poi ho visto quello che avete fatto nel magazzino prodotto finito, che per voi è una parte di processo. Di processo. Questa cosa, se ci dici in 2 parole, questa filosofia dell'innovazione continua, l'hai un po' raccontata, ma come poi tutte queste cose sono in qualche modo, hai detto anche una cosa che sembra normale, ma che hai diversificato con gli stessi impianti o con piccole modifiche, è tutta innovazione questa. Quindi insomma, molto prima di Calenda io ho visto tanta automazione e se vogliamo tanto 4.0 dentro il vostro caseificio. Sì, la cosa nasce per quello che ti dicevo prima, perché noi ci siamo inventati un mestiere e non potevamo sbagliare perché avevamo un prodotto. Non potevamo sbagliare né prodotto, ma tantomeno nei conti, perché non potevamo aspettare di sapere se guadagnavamo o perdavamo sulla cosa, perché avevamo quell'unico prodotto. E su questo abbiamo creato e creduto in quello che poteva essere l'aiuto della tecnologia. Abbiamo visto, è stato naturalmente graduale, perché è stato nel corso del tempo che abbiamo, ecco, io dico, cioè mi piace questo, non è nato un impianto per creare un prodotto, ma noi abbiamo portato l'automazione intorno al prodotto, perché il prodotto è nato in un modo e non l'abbiamo stravolto, ma l'abbiamo, cioè l'automazione, tutta l'automazione che oggi c'è intorno
è perché nel tempo abbiamo trovato i partner con cui far dialogare fra software, hardware, impianti, processo, logistica, gestionale, cioè sono tutte parti che nel tempo sono cresciute, prima occupandosi solo della parte di processo, ma poi mettendole tutte in relazione. E proprio perché l'automazione e l'integrazione ci consentivano e ci consentono di avere i dati in tempo reale. Noi, perché anche su questo, noi per impostazione, anche per dove siamo appunto, perché noi siamo in collina, non siamo in pianura, quindi gli spazi sono esigui e devono essere ben sfruttati. Quindi per noi non era pensabile di avere grandi spazi per avere un grande stoccaggio, ma dovevamo solo accelerare noi i nostri processi, quindi il flusso doveva essere velocissimo. Noi oggi produciamo in A per B, A vuol dire che noi oggi riceviamo l'ordine e domani siamo e possiamo essere in consegna. Cioè dipende da, ecco, ma per dire, e l'automazione, ripeto, se prima era rivolta solo al processo, poi l'abbiamo portato verso integrandola con il gestionale per gli ordini, poi con la logistica per le spedizioni, ma in mezzo c'è quello che dicevi tu. Allora, per noi i magazzini, che abbiamo a maggior ragione verticali perché non abbiamo spazio in orizzontale, ma la prima parte, tra l'altro, il primo magazzino automatico, oggi ne abbiamo due, il primo magazzino automatico è parte di processo, perché con un brevetto francese tutto il freddo che noi abbiamo è con, l'abbiamo creato, l'abbiamo comprato da una società francese, abbiamo fatto in modo che questo magazzino fosse funzionale al processo, riducesse i tempi di raffreddamento, ma fosse anche, desse la possibilità di avere un raffreddamento uniforme. Inizio, metà e fine pallet devono avere gli stessi tempi. Noi per ogni pallet di prodotto che entra sappiamo tutti i tempi. Abbiamo 4 software house che lavorano con noi, perché c'è appunto gestionale, c'è il controllo di processo, ci sono i magazzini della logistica, la parte di raffreddamento, la logistica e la business intelligence, perché abbiamo agganciato dal gestionale, viene trasferito poi alla BI per quei dati che consentono di avere in forma diversa, ecco, una lettura di dove l'azienda sta andando. Questa è una perfetta proprio descrizione dell'integrazione digitale, cioè il processo è per tutti più o meno questo, ci sono però aziende che magari partono da lontano e ci arrivano prima, come quello che io ho visto, che ho visto quando sono venuto da te. Ti faccio l'ultima domanda, che a me l'ultima volta che sono venuto, ogni tanto vado in quei bellissimi posti, tra l'altro il posto di ciliegie non indifferenti. L'ultima volta che sono venuto ho avuto una sorpresa, nel senso che io avevo sempre visto i prodotti che venivano etichettati con i vari i vari brand insomma, della grande distribuzione. Stavolta invece ho visto dei prodotti, delle linee nuove che avete fatto con il vostro marchio. Allora la cosa a me ha colpito molto, perché non possiamo chiamarlo esattamente un B2C puro, ma insomma voi siete B2B, siete sempre stati B2B e adesso riuscite ad essere anche B2C. Se ci racconti velocemente cosa è successo. Ecco. Ma allora, anche lì, la cosa, cioè, andando a sviluppare queste altre famiglie di prodotto, quelle che dicevo prima, ecco, sono delle famiglie forti che ci hanno consentito, che ci consentono di approcciare a canali diversi, cosa che prima non potevamo fare, perché la nostra destinazione era lo scaffale della grande distribuzione. Con questi altri prodotti invece diventiamo interessanti anche per il canale del food service, e non solo in Italia ma all'estero, e non solo sul mercato CE ma anche sull'extra CE, cioè abbiamo diversificato veramente
Poi eravamo anche limitati dal punto di vista geografico per la durabilità che ha una ricotta normale, perché comunque dobbiamo pensare che ha 40 giorni di vita massimo. Abbiamo creato prodotti che durano 6 mesi ma senza conservanti, proprio per la tecnologia che abbiamo, perché siamo riusciti a dare una durabilità ai prodotti, ad alcuni prodotti, che ci consentono l'extra, cioè veramente ci consentono di arrivare dove vogliamo. Abbiamo incominciato con la Cina, stiamo lavorando bene col Giappone, stiamo lavorando bene con la Corea, stiamo dialogando col Pakistan. Però di nuovo la storia arriva da investimenti, ricerca e innovazione, aumento di conoscenza, che diventano un fattore abilitante per diciamo, andare da un'altra parte o ampliare insomma, il raggio di azione. E questo secondo me, io penso che questa sia una lezione e un racconto bellissimo, quindi io ringrazio moltissimo Eleonora Zerbato per questo spazio che ci ha dedicato. E niente, è proprio un bel caso, e se vi capita di andare da quelle parti, quelle colline e quell'azienda valgono veramente la pena di una visita. Grazie mille, Eleonora, grazie e buona giornata. Grazie a te Stefano, grazie. Ritorniamo in diretta. Insomma, avete visto un caso estremamente interessante e ne passiamo, da questo caso passiamo da collina a collina, passiamo dalle colline veronesi alle colline di Valdobbiadene e chiedo di attivare telecamera e microfono a Gaetano Favara, che è IT Manager della cantina produttori di Valdobbiadene. Buonasera Gaetano. Buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Allora, cantina produttori di Valdobbiadene, stiamo sempre sul settore alimentare, è un posto magnifico, ne parlavamo prima, che cosa fa, come è organizzata, qual è più o meno le caratteristiche di questa cantina? Allora, il gruppo Cantina Produttori Valdobbiadene Valdoca è una cooperativa composta da 600 soci che conferiscono uva raccolta da 1000 ettari di vigneti. L'ultimo esercizio che va dal 2020, 2022, 2021, il fatturato è salito da 47 milioni di euro a 56 milioni di euro, con un aumento di produzione dal 13 milioni di bottiglie a 15,8 milioni di bottiglie. Questo è stato grazie al fatto che Cantina Produttori Valdobbiadene ha investito molto in innovazione, managerialità e sostenibilità. Questo l'ha fatto partendo nel 2012 avviando un investimento molto importante, creando un nuovo polo logistico. Questo polo logistico che ospita un magazzino automatizzato, praticamente che si collega perfettamente e asserve anche una linea di produzione. Questa linea di produzione è partita nel 2017, nel maggio 2017, che praticamente produce 10.000 bottiglie ora, parliamo, e dopo, successivamente nel 2020, è stata integrata con una nuova linea di produzione di bottiglie, sempre di 6.000 bottiglie ora. La particolarità di questo polo logistico qual è? Che il magazzino automatizzato ospita ben 7.000 pallet in questo magazzino, ma non è solo un magazzino di stoccaggio di materia prima, ma anche è gestito in maniera tramite interfaccia PLC e una rete cablata la parte produzione. Quindi cosa vuol dire? Il gestionale emette l'ordine di produzione, in automatico viene a servire e a prenotare il quantitativo delle bottiglie che serve per il lotto di produzione, e il magazzino automatico estrae uno alla volta i pallet con la cadenza della produzione che viene richiesta dalle linee di produzione, dai 10.000 bottiglie ora o quella da 6.000 bottiglie ora. Come vedete, anche dal video che sta proiettando, ci sono due trasli elevatori che sono composti da due satelliti wireless che vanno all'interno di ogni vano, che hanno una profondità anche di 9 posti, a prelevare i pallet e vanno ad asservire o le spedizioni, quindi la logistica, oppure quello che riguarda, come dicevo prima, le linee di produzione. Questo praticamente magazzino ha anche a temperatura controllata e l'umidità controllata, quindi parliamo di tutto controllato, ma soprattutto è tutto quanto interamente interfacciato sia con il nostro gestionale, che è il gestionale
dice in tempo reale sia la parte della produzione che viene eseguita e anche quello che noi impostiamo come la produzione che viene inviata alle linee di produzione. La cosa interessante è che stiamo integrando il MES, che abbiamo già iniziato a creare il protocollo di comunicazione per ogni singola macchina che fa parte degli impianti, perché ogni PLC è composto da 2 sezioni, una è quella operativa della macchina, la seconda è stato fatto un protocollo di comunicazione inerente a quello che è le bottiglie prodotte, l'efficienza, i malfunzionamenti o i guasti, e con questo MES qua che verremo a integrare in questi mesi successivi, faremo la raccolta dati di quello che sono le bottiglie prodotte, le varie efficienze o inefficienze, sempre in vista quella di ottimizzare il processo produttivo. Questo è un po'... Volevo sapere una domanda, allora, intanto una cosa che non è stata detta ma che mi piace sottolineare è che si parlava di sostenibilità e questo magazzino non si vede di fatto perché è enorme, esatto, infatti. Non si vede perché è sotto e non è sopra, quindi non rovina quello splendido paesaggio che stiamo vedendo anche nel infatti, L'altra cosa è i benefici che avete avuto da questa, diciamo, continuo investimento in innovazione e cioè come la vede dal lato suo che poi sta sviluppando, no? mi diceva il nostro colloquio, insomma, molte di queste soluzioni, come vede insomma il beneficio che sta avendo l'azienda da questi investimenti fatti in questo modo? Beh, il beneficio, come dicevo prima, anche nella stessa produttività, che da 13 milioni siamo passati a 15 milioni e 8 di produzione. Questo cosa vuol dire? Una filiera e una linea di produzione stabile, quindi ripetitiva. L'automazione aiuta molto questo, nell'avere questa costanza e questa ripetibilità del processo. Questo è importante. E di conseguenza anche come è il magazzino che porta fuori le bottiglie agli impianti. Questo è importante perché riusciamo anche con gli ordini ad avere l'efficienza, diciamo, reattiva nell'estrazione dal magazzino delle bottiglie che anche nello stoccaggio, perché infatti si parla di circa 720 missioni al giorno in and out del magazzino, quindi sono numeri importanti. Come vedete anche le navette, sono 5 navette che ruotano nel portare dentro, portare fuori le bottiglie. E quindi sì, come diceva anche lei, è interessante perché come vedete è sviluppato praticamente il 7° piano, è quello che si vede dall'esterno a livello terra, e tutto il resto, gli altri 6 piani sono sottoterra, quindi anche questo aiuta molto al mantenimento della temperatura e quello che è la peculiarità di questo magazzino, insomma. Mi pare anche questa una storia molto interessante e un altro luogo direi che consiglierei a chi sta vedendo il video di visitare, anche perché c'è anche la possibilità, no, di acquisto diretto, di vendita diretta di buon prosecco di Valdobbiadene. Va bene, grazie mille Gaetano Favara, grazie per la testimonianza e complimenti per tutto il lavoro che state facendo. Grazie a voi dell'opportunità, auguro buona serata a tutti. Grazie, grazie. Una piccola variazione di programma, chiedo scusa a Silvia Bordignon che interverrà fra poco, ma volevo dare un attimo la parola al Presidente Marchesini che ho visto collegato e che ha un po' di sovrapposizioni. A noi fa sempre piacere sentire un suo commento e sentire un po' qual è la situazione sul 4.0. Dopo il Presidente Marchesini andremo a vedere le caldaie della Baxi con le caldaie a idrogeno e gli investimenti e le politiche di sostenibilità, che insomma sono cose abbastanza interessanti anche quello. Presidente, grazie di essere qui, grazie mille e come sempre è un nostro fedele testimonial. C'è il microfono forse? Non sentiamo. Adesso dovrebbe essere riattivato l'audio. Perfetto, grazie mille, buonasera a tutti. Ormai questa è diventata una piacevole abitudine. Mi scuso di questo intermezzo, di aver chiesto di anticipare, ma sono giornate tra
tra automotive, energia, inflazione e piacevolezze varie abbastanza intense. Ma allora, guardate, questo è sempre, io sostengo che questo è sempre un viaggio piacevolissimo, un viaggio che ci porta a vedere delle realtà produttive importantissime, però ascoltandovi oggi brevemente, purtroppo non ho potuto partecipare proprio dal very beginning, dall'inizio proprio, ma ricavo questa sensazione che chiaramente il 4.0, la digitalizzazione, è uno strumento potente, uno strumento potentissimo, però è solo uno strumento e lo strumento lo attivano le persone che hanno il desiderio di far crescere le proprie imprese, che hanno la voglia di far crescere le proprie imprese, che hanno il coraggio di far crescere le proprie imprese, perché di vero e proprio coraggio si parla. E quindi sono importantissime le persone. Noi forse ci curiamo più dei mezzi che non delle persone, invece le persone sono estremamente importanti, gli skill, le capacità, il rapporto con i giovani. Guardate, noi come impresa, intendo dire, stiamo anche investendo in... vi racconto questo piccolo episodio perché credo che sia, poi vi parlerò anche di 4.0 naturalmente, che sia così un piccolo episodio interessante. Noi stiamo investendo come azienda anche in intelligenza artificiale, noi facciamo macchine per l'industria farmaceutica e cosmetica. E l'intelligenza artificiale è una specie di alieno ancora, perché tutti ne parliamo, ma l'applicazione è una cosa ancora un po' lontana. E siamo entrati in due società, in due start-up, una un pochino più matura, che una start-up che ha 10 persone la consideriamo matura, l'altra invece è ancora più piccola. E il rapporto con questi ragazzi di queste start-up è un rapporto incredibile. Cioè, questi sono ragazzi, a parte fantastici, io nonostante sia di formazione tecnica fatico un po' a capire che cosa mi dicono, ma fanno cose molto lontane dal mio mondo, lontanissime dal mio mondo, cose che apparentemente nulla c'entrano, ma vi garantisco che parlare con loro apre una finestra di conoscenza, di futuro, di capacità di intravedere delle soluzioni che ancora oggi non abbiamo applicato. È un po' il mio invito a tutti gli imprenditori, a tutti i manager, di cercare di avere comunque un rapporto con questo mondo, anche se apparentemente le applicazioni sembrano lontane, perché è esattamente quello che questi ragazzi ci chiedono, avere rapporto con l'impresa, con l'industria, non con la finanza, perché la finanza spinge sul progetto, l'impresa spinge sugli uomini, spinge sulle persone. Magari quel progetto che loro hanno in testa non lo faremo, però l'esperienza non viene buttata via, faremo cose magari diverse, cose altrettanto belle, altrettanto interessanti e così cresceremo assieme, noi industria e le start-up. E poi noi italiani abbiamo una particolare predisposizione a fare le cose che gli altri ritengono impossibili. A noi piacciono molto e effettivamente ci riusciamo pure. Parlando di 4.0, due cose importanti da dirvi. Siamo riusciti finalmente con il Mise e con qualche sforzo, per la verità, a far accettare una cosa che è apparentemente piccola, di nessun costo per lo Stato, ma che per noi che pratichiamo il 4.0 è estremamente importante. Abbiamo ottenuto che una proroga ai termini del 4.0 che scadevano a giugno, cioè per chi ha fatto ordini di macchinari nel 2021, pagato l'anticipo eccetera, non è più tenuto a consegnare, per poter usufruire ovviamente del beneficio fiscale, non è più tenuto a consegnarli entro giugno, ma entro la fine del 2022. Questo è motivato dalle difficoltà ovviamente palesi, peraltro, che hanno molte imprese che costruiscono tecnologia nel reperimento delle materie prime e soprattutto dell'elettronica, quindi non è una cosa che ci siamo inventati, e finalmente ci è stata concessa. Nella legge finanziaria non c'era, è il frutto di veramente alcuni mesi di battaglia, anche che per delle volte in Italia bisogna fare delle battaglie per delle cose veramente incredibili, perché in realtà questo provvedimento che abbiamo chiesto è finalmente ottenuto, è già passato in commissione al Senato, quindi dovrebbe avere la strada spianata per l'approvazione finale, in realtà non costa nulla allo Stato,
perché che questo beneficio si estrinsechi a metà anno o a fine anno comunque ricade nello stesso anno fiscale, nello stesso anno di bilancio, e quindi completamente neutro. Questa è comunque una prima, se volete, piccola novità, ma che è importante per noi, perché appunto permette, per chi ha fatto gli ordini nel 21, di continuare a usufruire dei benefici fiscali precedenti. L'altra buona novità, che è recentissima, è proprio di ieri sera, che il Mise ci ha convocato, noi e tutte le associazioni di Confindustria, a un tavolo di monitoraggio dell'andamento del 4.0. Anche questa è una richiesta che facevamo da tempo, nel senso che non basta emettere dei provvedimenti, ma secondo noi vanno anche monitorati nel tempo per vedere l'efficacia e l'applicazione. Io spero che questa, che è effettivamente una buona notizia, sia poi, come dire, punto di discussione per riportare il 4.0 al centro, perché, come ho detto in varie sedi, non abbiamo apprezzato il fatto che nella legge finanziaria sia stato depotenziato questo provvedimento, che è utilissimo al Paese, utilissimo per il progresso tecnologico del Paese. Queste sono le due novità fondamentali, mi sembrano tutte e due buone novità. Ce ne sono altre non buone, voi tutti sapete i costi dell'energia e quanto difficile sia fare riprese in questo momento, ma va bene, ci stiamo lavorando, il governo ha promesso e sta portando una particolare attenzione. Noi siamo un po' preoccupati del fatto che non voglia fare sforamenti di bilancio, e questo è comprensibile. A inizio anno fare uno sforamento chiaramente non è una buona presentazione nei confronti dell'Europa, però nello stesso tempo il problema è un problema veramente molto grave, molto grande, e che sta mettendo seriamente in difficoltà tutta l'industria in generale, tutta, ma in particolare certi settori che sono particolarmente energivori. Quindi noi continuiamo la nostra attenzione. C'è poi la grande attenzione, in particolare i fari puntati sul mondo automotive, che è un mondo che subisce tutti gli altri problemi che abbiamo descritto finora, ma una particolare problematica dovuta peraltro non a condizioni di mercato o a condizioni eccezionali, ma a regolamenti e a imposizioni che gli arrivano dall'esterno, per motivi che non discutiamo la correttezza dei motivi, per l'amor di Dio, però sono motivazioni esterne, quindi richiedono un aiuto, a nostro modo di vedere, particolare per uscire dalla crisi. Oltretutto l'amplitudine di una possibile crisi nel mondo automotive per l'Italia è decisamente importante. Rischiamo di avere, anche da un punto di vista sociale, rischiamo di avere in tempo piuttosto breve 70.000 persone coinvolte, quindi capite che anche da un punto di vista, come dire, completamente anche al di fuori del punto di vista semplicemente economico, è molto molto importante. Questi sono i grandi temi su cui stiamo lavorando in questo momento, ce ne sono tanti altri, c'è l'inflazione che sta ripartendo, c'è un'instabilità geopolitica totale che ci sta mettendo in crisi, fortemente connessa ai problemi anche dell'energia, del reperimento dell'energia. Non è tutto lì, ma è chiaramente fattore scatenante. Detto tutto questo, se no alla fine poi io dico sempre che gli imprenditori sono ottimisti di loro natura, e non sto facendo una buona pubblicità in questo momento all'ottimismo, me ne rendo conto, però guardate, ci sono anche buone notizie tutto sommato, perché la pandemia sembra che si stia, almeno in Europa, riducendo il proprio impatto, e questa è sicuramente un'ottima notizia. L'economia è prevista comunque in crescita quest'anno, comunque il commercio mondiale è previsto in crescita, e il nostro paese dovrebbe fare, salvo che non succedano cataclismi, una buona performance, e quindi questo è l'anno giusto per capire se il 21 è stata una fiammata, è stato un recupero, un rimbalzo, come dicono gli economisti, o è stato veramente l'inizio di una fase favorevole. Io penso che sia stato l'inizio di una fase favorevole per il nostro paese. Ovviamente nulla avviene in maniera automatica, molto starà anche al lavoro che noi sapremo sviluppare,
che sapremo sviluppare come singoli imprenditori, prima cosa naturalmente, ma anche come associazionismo nei confronti del governo per cercare di coadiuvare il più possibile questa possibilità che ci viene data. Io non vi annoio ulteriormente perché vi ho portato via anche più tempo. Mi spiace non veramente aver creato dei problemi nella scaletta, ma sono veramente momenti... ho ricevuto 2 telefonate mentre parlavo con voi 10 minuti e quindi capite che è un po' così. Grazie È un periodo così. Comunque grazie mille Presidente sempre per la sua vicinanza, per anche il suo supporto a questo progetto. E io al di là della visione complessiva che è sempre molto interessante, insomma tutti i punti che conosciamo bene anche qua dal territorio viviamo, io volevo cogliere l'episodio che raccontava dell'innovazione attraverso startup, perché nei casi che abbiamo raccontato anche oggi abbiamo casi sempre più frequenti di aziende non di grandi dimensioni che stanno facendo l'innovazione attraverso la startup, perché così riescono, senza fare diciamo, investimenti in ricerca pura, riescono a capire subito l'impatto sul mercato, utilizzarlo per il proprio business o aprire anche un business parallelo a questo. Questo devo dire che è un modo diverso di fare innovazione che non c'era prima e come diceva lei è meglio forse aziende manifatturiere che fondi e finanza. Insomma, questo è il messaggio che prendiamo dalla sua... Io ovviamente sono schierato per il manifatturiero per mia così dire, formazione e ruolo, però veramente è diverso l'approccio. Noi abbiamo bisogno delle intelligenze delle persone più che dei progetti. La finanza lecitamente lavora su un piano completamente diverso. Grazie ancora Presidente e buon lavoro. Grazie a voi, grazie mille davvero. Alla prossima. Arrivederci. Allora, finiamo il nostro tour e chiedo scusa per il ritardo a Silvia Bordignon. Comunque abbiamo ancora molti partecipanti, molti connessi, quindi Silvia Bordignon, buonasera. Quindi finiamo il nostro tour, dicevo, mi scuso per il ritardo. Eccola qui, buonasera. 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 Allora, da 2 aziende del settore alimentare passiamo a un'azienda del settore direi meccanico che produce caldaie. Allora, la prima cosa, mentre scorre il video, scusate, Silvia Bordignon è responsabile delle risorse umane in Baxi. Le passo la parola chiedendole 2 parole intanto per presentarci l'azienda che stiamo vedendo intanto in questo video. Sì, buonasera a tutti. Brevemente, Baxi non è una startup perché siamo un po' vecchiottelli, ma questo ci fa anche onore. Abbiamo quasi 100 anni di storia che festeggeremo nel 2025, quindi ci stiamo già preparando per i festeggiamenti. Baxi è un'azienda metalmeccanica, progettiamo e produciamo caldaie e sistemi per il comfort climatico domestico e anche non industriale ma commerciale, quindi per spazi ed edifici non solo strettamente residenziali. Dicevo che l'azienda è nata nel 1925 per opera di 2 fratelli tedeschi che hanno cominciato con una produzione di pentolame smaltato, quindi tutt'altra industria. La produzione attuale è iniziata a fine anni 70 con appunto l'acquisto dell'azienda da parte del gruppo Zanussi, poi di Ocean. Nel 2009 l'azienda è entrata a far parte del gruppo BDR Termea, che è il nostro gruppo attuale, che è di headquarter olandese. Il gruppo oggi ha circa 6.000 dipendenti. Nel 2021 ha chiuso con 2 miliardi di euro, 2 miliardi e 100, a dire la verità, di fatturato. Anche Baxi SPA, quindi lo stabilimento noi siamo a Bassano del Grappa, quindi in provincia di Vicenza, non siamo in collina, ma insomma siamo ai piedi del Monte Grappa. Abbiamo incrementato il fatturato di oltre un 40% per il mercato italiano, un 30% sui mercati esteri, facendo 345 milioni di euro,
con circa 1000 dipendenti tra fissi e temporanei. Rispetto ai temi della innovazione. Sì, ecco, io non l'ho detto prima, Baxi è stata anche un'azienda che nel 2019 ha ospitato il tour fisico, siamo andati a visitare la Baxi e già lì avevamo visto e ci avevate presentato le nuove linee, no, le nuove automazioni che stavate implementando, e mi diceva appunto nel colloquio che abbiamo avuto che questo processo è continuato, quindi diciamo la spinta, diciamo, verso l'innovazione, l'automazione, la digitalizzazione diciamo, avete il piede molto, diciamo, giù sull'acceleratore e state investendo moltissimo anche adesso. Ci dice magari cosa sta succedendo su questo? Sì, diciamo che approfittando anche degli sgravi fiscali a cui accennava prima il dottor Marchesini, siamo ben felici di sapere che non dobbiamo correre per giugno, anche se comunque ci serve. Abbiamo investito soprattutto il lato manifatturiero, nel senso sono state sostituite delle linee di produzione. Noi facciamo montaggio e assemblaggio di caldaie, cioè partiamo da zero e arriviamo alla caldaia. Ogni singola caldaia viene collaudata, imballata e poi portata in magazzino. Abbiamo una capacità produttiva che oggi è circa di 3000 caldaie al giorno. Per far questo appunto abbiamo investito in una linea di montaggio completamente digitalizzata che ci dà la possibilità di essere flessibili secondo le esigenze di mercato, sia in termini di prodotto, quindi possiamo cambiare il lotto di produzione anche ogni singola caldaia, anche se ovviamente è un po' difficile perché bisogna avere le persone formate, addestrate per conoscere i diversi modelli e i cambi quindi di operazioni che si devono fare, però possiamo potenzialmente arrivare anche ad un lotto minimo di una caldaia e soprattutto siamo flessibili anche in termini di capacità produttiva, cioè possiamo aumentare o diminuire la produzione a seconda delle richieste di mercato. E questa parte di digitalizzazione voi l'avete, diciamo, sempre associata al tema della sostenibilità, che è sostenibilità, diciamo, sia di prodotto che di processo, ma anche poi sostenibilità in senso più lato, quindi politiche specifiche sul capitale umano, e questo un po', se vogliamo, è il focus, no, della nostra, anche rispetto ovviamente al ruolo che ricopre in azienda. Quindi la cosa appunto che volevo che ci raccontasse, ci sintetizzasse cosa sta succedendo adesso in Baxi e anche di fronte ovviamente a tutto questo cambiamento, perché ovviamente passare a un'automazione così spinta vuol dire cambiare le competenze dei lavoratori, vuol dire, ecco, qual è sostanzialmente la policy che sta adottando Baxi, cosa sta succedendo? Il tema della sostenibilità è entrato di prepotenza già un paio di anni fa in Baxi, dato che il settore nel quale siamo è chiamato per primo, insomma, a ridurre le emissioni. Però quello che sta cambiando è che dopo un paio d'anni in cui ci si è concentrati molto sul prodotto, esempio vedi caldaia di idrogeno, quindi una caldaia che utilizza fonti di energia rinnovabili e per i quali partiremo con una produzione a breve. Il gruppo ha spinto per implementare e per vedere la sostenibilità appunto anche su diversi pillars, a partire dalle persone, dalle people, a partire da una sostenibilità sociale e a partire dalla governance. Il che vuol dire che la sostenibilità c'è in tutti, deve essere presente come approccio in tutti gli aspetti della gestione
del business. Per quanto riguarda le persone, sostenibilità per noi vuol dire appunto formare per esempio le persone, i nostri lavoratori, perché possano appunto avere un upgrade delle loro competenze, che siano spendibili all'interno dell'azienda. Sostenibilità vuol dire anche dare l'opportunità ai lavoratori di crescere, di sviluppare sì professionalmente, anche personalmente, quindi creiamo dei progetti di formazione, di training molto customizzati, di cui l'ultimo è partito pochi giorni fa, che si chiama Grow Together with Energy. Prendo spunto un po' da quello che diceva il dottor Marchesini, e abbiamo messo insieme talent e key people, li chiamiamo noi. Quindi i talent sono under 30, invece i key people sono over 30, insieme fanno un percorso che ha come live motive principale i nostri 3 valori, che sono il customer focus, la future sustainability e il one team, e declinati però nell'approccio come dire, digitale e di innovazione, che soprattutto nella parte talent abbiamo trovato e vogliamo sfruttare nel senso positivo del termine, ovviamente, per la competitività, per accrescere la competitività dell'azienda. Quindi sostenibilità, ecco, è entrata di prepotenza anche non solo nel gergo, diciamo così, di transizione energetica, ecologica, ma anche in ambito sociale e di people well-being alla fine. Ecco, le faccio l'ultima domanda. Oggi abbiamo presentato appunto la ricerca, ci siamo soffermati sui paradigmi manageriali, sul tema di quali competenze avessero imprenditori e manager delle aziende che abbiamo visto, eccetera. Se lei dovesse dire adesso quali sono, diciamo, le 2 o 3 competenze chiave che in questo momento secondo lei sono indispensabili e che state cercando in qualche modo di trasferire come azienda, che cosa, o anche nuove ovviamente, perché mi diceva che siete costretti a aggiornare periodicamente e sempre più frequentemente in flessione le competenze necessarie. Quali sono secondo lei le 2 o 3 competenze chiave? Ma proprio l'anno scorso appunto abbiamo lavorato sul nostro modello delle competenze e l'abbiamo rivisitato introducendo delle competenze nuove, perché queste sono quelle di cui noi HR andiamo in cerca perché il business ce lo chiede, no? E abbiamo inserito tra le competenze strategiche, quindi sono trasversali a tutti i ruoli, l'utilizzo di strumenti digital, perché poi anche qui abbiamo cambiato un po', no? E siamo passati dal nome al verbo, quindi si osservano dei comportamenti agiti, questo vuol dire valutare una competenza. Non è a prescindere, no? Ma io devo osservare come la persona utilizza le sue conoscenze, le mette in pratica, le mette a disposizione dell'azienda. Quindi sicuramente la conoscenza, l'utilizzo, il saper utilizzare strumenti digital. Un'altra cosa strategica è la proattività, il fatto di proporre soluzioni, di proporre scenari diversi, e di pensare a qualcosa che non necessariamente abbiamo già fatto. Questa è la seconda, almeno dal nostro punto di vista, competenza strategica, e l'altra, ce ne sono più di 3, ma se dovessi scegliere è il lavoro in team, perché anche nei nostri 3 valori c'è il one team come valore, e per noi è fondamentale che le persone sappiano lavorare in team, ognuna dando il proprio contributo, ascoltando il contributo altrui e mettendo insieme il tutto per raggiungere un risultato superiore. Ecco, quindi passare da una cultura un po' a silos che caratterizza un po', no, le aziende italiane, anche se siamo multinazionali, un po'
questa cosa ci accompagna, è molto ovviamente cambiata nel tempo, ma dobbiamo continuare a lavorare sempre più in maniera trasversale, perché le cose che succedono, non sono mai successe prima, quindi a situazioni nuove bisogna proporre soluzioni nuove. Io la ringrazio moltissimo, è stata come sempre, insomma, ci siamo già visti in altre occasioni, è stata una testimonianza estremamente efficace come sempre e anche che ha inquadrato bene questo senso di cambiamento così rapido su questi trend, no? Digitalizzazione e sostenibilità, e di come poi alla fine, come diceva anche il Presidente Marchesini prima, poi alla fine è un tema di centralità, insomma, della risorsa umana, dell'uomo, insomma, e di riuscire a far girare tutto intorno a questa cosa qua, perché comunque questi sono degli strumenti, dietro gli strumenti c'è ovviamente sempre la centralità dell'uomo. Quindi io la ringrazio moltissimo, mi complimento per il caso, per quello che state facendo, insomma, direi. E direi allora a questo punto di chiudere questo seminario. Ringrazio tutti, ricordo che questo video di questo incontro poi verrà trasmesso e poi messo sui nostri canali YouTube, quindi potrete vederlo a capitoli, quindi fruire del video, vedere le testimonianze. Ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio i fondirigenti e ringrazio Gabriella Bettiol e il nostro staff che non vedete che è dietro, che sono Sara Vanacor e Paolo Tessan, che hanno curato la regia. Grazie a tutti, al prossimo appuntamento.